con il dottor Paolo Cilona, mente storica di Agrigento. Ecco, vogliamo ripercorrere le tappe di come è stato, da chi è venuta l'idea e come si è creato l'Università di Agrigento. Brevemente, qual è stato l'escursus storico, dottore Cilona? Nel 1987 abbiamo posto all'attenzione dell'opinione pubblica agrigentina la necessità per la istituzione di un consorzio universitario. Quel comitato andò a trovare l'allora rettore Melisenda, il quale diede delle risposte vaghe perché era difficile creare ad Agrigento un polo universitario. Allora io con altri siamo andati a trovare il rettore Rodolico di Catania, il quale ci accolse in una giornata fosa del mese di luglio. Chi c'era insieme a lei? Lei parla sempre al plurale maestatis. C'era Enzo Fontana e Giovanni Barbera che hanno fatto con me questa scelta di battaglia, e quando abbiamo parlato con il Rodolico ci ha detto tutte le facoltà che volete, l'importante è che ci sia un consorzio universitario. E allora siamo andati a Trapani, che già vigeva il consorzio universitario trapanese, ci siamo fatti dare la copia e lo statuto e l'abbiamo fatto copiare per intero da parte della Camera di Commercio, che si diede da fare grazie all'allora presidente Paolo Di Betta. Ebbene, poi ci sono stati degli stoppi da parte del Comune e della Provincia sul piano dei numeri da inserire nel Consiglio di amministrazione. Finalmente poi subentrò Stefano Vivacqua e con Paolo Di Betta si superò ogni difficoltà e nacque così il Consorzio Universitario Agrigentino. Questi locali dovevano ospitare l'Istituto Magistrale di Agrigento negli anni 60 e quindi abbiamo trovato questi locali liberi per poter essere utilizzati dal Consorzio Universitario. Dopo subentrò il sindaco Sodano, però le indicazioni le abbiamo date noi abbiamo fatto una grande battaglia per dare ad Agrigento il polo universitario, ci siamo riusciti, poi qualcuno ha fatto del consorzio una propria bandiera e da quel momento dai 4.800 studenti iscritti sono bastati poco, sempre poco, fino a quando oggi è una realtà tutta da rifare. Può rilanciare oggi? Penso in che termini, dottore Cilona? Mediante innanzitutto le infrastrutture essenziali, perché Agrigento è separata, geograficamente si trova isolata, perché ha bisogno di strade, linee ferrate più veloci e soprattutto l'aeroporto. Senza l'aeroporto non si decolla in nessuna parte del mondo.